Oggi tappa alla CNA di Agrigento si incontra il mondo degli artigianati e del lavoro per dire loro ecco, quali potrebbero essere le truffe verso gli anziani. Sì, questo è un ultimo incontro che nel 2025 vede coinvolte le associazioni del territorio. Siamo stati negli istituti comprensivi della città a presentare l'iniziativa Io non ci casco, nipoti digitali, che è il taglio che abbiamo voluto dare quest'anno alla campagna di informazione e sensibilizzazione rispetto all'odioso fenomeno delle truffe agli anziani. La CNA, così come nella precedente puntata dell'anno precedente, ci ospita nuovamente. Abbiamo la presenza dei nostri angeli custodi, la polizia postale e i carabinieri, che oggi racconteranno agli anziani presenti e ai nipoti digitali presenti un po' come scappare da queste truffe che si presentano quotidianamente, soprattutto per quanto riguarda il mondo del digitale. Infatti la polizia postale in questo senso ci darà dei consigli rispetto alle truffe informatiche, mentre i carabinieri di Agrigento ci diranno un po' quello che succede in città rispetto anche a questo odioso fenomeno. Ringrazio i vertici della CNA e siamo sempre ben lieti di venirli a trovare per raccontare ai nostri anziani come evitare le truffe. Ecco, diamo appuntamento al rush finale. Siamo alla fine di questo bellissimo progetto, giorno 17, grazie alla disponibilità dell'Auditorium Niccolò Gallo di Agrigento, saremo tutti insieme per raccontare quello che è stato il progetto in questi 2 mesi intensi, ma soprattutto un momento gioioso e di premiazione dei nipoti digitali che nel mentre, grazie al lavoro certosino del corpo docente e degli istituti scolastici, stanno preparando del materiale da portare all'attenzione dei nonni in termini di consigli vocali, di consigli grafici, e quindi ci sarà un momento gioioso di premiazione. Avremo la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto e delle forze dell'ordine che hanno partecipato al progetto, oltre che al mondo dell'associazionismo, della scuola e religioso, che condivideranno con noi questo momento finale. Ecco, oggi siete coinvolti in questo progetto CNA come già successo per la volta precedente. Sì, oggi per la seconda edizione ospitiamo il progetto CNA, il progetto Io non ci casco, portato avanti dall'assessorato del comune di Agrigento, dall'assessore Burlo. Siamo orgogliosi di ospitarli perché è un progetto abbastanza interessante che coinvolge 2 generazioni, i nonni e i nipoti. Un progetto che riguarda appunto le truffe digitali. In questa seconda edizione c'è il coinvolgimento dei nipoti che devono dare la loro competenza ai nonni affinché appunto non si caschi nella truffa. Truffe che sono sempre più sofisticate, che vengono fatte sempre ai danni dei più deboli, in questo caso agli anziani, che naturalmente sono la fascia più debole della società, che sono meno competenti a livello digitale. Quindi l'informazione che oggi stiamo cercando di veicolare appunto ai nostri pensionati, quindi ai nostri associati pensionati, è appunto quella di dare maggiori competenze, maggiori informazioni per evitare appunto queste truffe. Sì, oggi ci troviamo alla CNA di Agrigento, stiamo incontrando il gruppo del CNA pensionati, ci sono pure i nipoti, tra cui qualche bambino che già ha partecipato come alunno alle scuole degli istituti scolastici che abbiamo coinvolto. C'è una grande partecipazione proprio perché diciamo che questo è il secondo incontro che realizziamo alla CNA. Già l'anno precedente ne abbiamo organizzato un altro dove diversi anziani hanno diciamo, portato le proprie esperienze di aver ricevuto delle truffe. Quest'anno ci sono altri anziani, ci sono gli anziani che hanno partecipato pure l'anno scorso all'incontro. Questo incontro diciamo che è particolarmente sentito proprio perché è l'anziano quello che vive la situazione di solitudine e spesso si ritrova in situazioni di disorientamento, quindi a dover accedere anche a queste truffe. E sicuramente anche noi, anche gli adulti, anche diciamo i più giovani ricevono delle pratiche di truffe, però magari l'attenzione, il modo di rispondere può essere magari un po' più celere, quindi il coinvolgimento degli anziani, quindi soprattutto delle comunità che sono presenti nel territorio, ci danno la possibilità agli anziani di venire a conoscenza di determinate situazioni che possono portare anche alle truffe. Sì, anche quest'anno abbiamo con piacere
accolto l'invito da parte del Comune di Agrigento, dell'assessore alle politiche sociali Marco Vullo, di ospitare questa iniziativa, questa campagna importante di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, ma più complessivamente a tutte le persone più vulnerabili. E quindi ecco, questo è un importante momento per informare i nostri pensionati, per sensibilizzarli, per prevenire, perché c'è sempre un importante slogan che possiamo mutuarlo: prevenire è meglio che curare. Quindi anche in questi casi, ecco, l'informazione, conoscere quello che può accadere ci può essere di aiuto per evitare di essere truffati, di essere raggirati, di appunto cadere nelle trappole. Noi come CNA abbiamo anche questo dovere nei confronti dei nostri associati, abbiamo una bella platea di pensionati che si fidano di noi, che confidano in noi, e noi ecco, siamo da supporto anche per questo tipo di attività, ma non solo, perché la CNA ormai è una grande forza sociale, ci occupiamo di aziende e di imprese, ma anche di cittadini e di pensionati.